grazie per la vostra presenza numerosa. Eravamo un po' preoccupati, a dire il vero, così rispondo anche, giustamente qualcuno mi faceva rilevare, sarà grande, sarà piccola. L'orario era inconsueto e quindi avevamo preoccupazione che magari non ci fosse tutta quella presenza che invece, per fortuna e grazie a voi, abbiamo oggi. Naturalmente il tema che trattiamo è un tema molto importante. Noi usciremo nei prossimi giorni con una proposta nostra che dice: il turismo nel Veneto, un'industria che nessuno può delocalizzare, per dire quanto importante dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale sia questo settore per la nostra regione. Avete visto i dati di questi giorni, il Veneto è la prima regione d'Italia in termini di turismo, è la quinta regione in Europa. L'anno passato abbiamo avuto 62 milioni di presenze, naturalmente verificheremo nei prossimi chiusura del 2014, pur in una stagione controversa per certi versi, ecco i risultati che sicuramente metteranno comunque il Veneto al primo posto su scala nazionale. Abbiamo voluto organizzare questo incontro perché ci eravamo presi un impegno con voi. Esattamente un anno fa, 13 mesi fa, abbiamo fatto un incontro qua proprio a Chioggia. 26 gennaio 2013. Ecco qua, mi dà la data precisa, quindi un anno e mezzo fa abbiamo deciso di presentare al mondo del turismo veneto, qui a Chioggia, Sottomarina, la discussione che in quel momento era ancora in atto sul tema legato alla nuova legge sul turismo. È stato già allora un confronto molto serrato, molto importante, che poi ha prodotto in maniera bipartisan a livello regionale l'approvazione della legge 11 del 3 luglio 2013. È una legge che noi riteniamo importante, è una legge che ha degli elementi di innovazione sicuramente di primo livello, che ha e aveva l'obiettivo di mantenere, ecco, un livello di funzione, di crescita, di nuova anche capacità del comparto turistico di proporsi su scala nazionale e su scala internazionale. Il tema è come rendere sempre più competitivo il sistema, alzare la qualità delle nostre infrastrutture, come facciamo rete. Naturalmente dal momento in cui abbiamo approvato quella legge poi sono avvenute anche delle cose abbastanza importanti, non solo nella sua applicazione. Dopo chi interverrà dopo di me segnalerà i punti di applicazione, perché quella era una legge di cornice, di indirizzo importante che necessitava poi di una serie di provvedimenti che in questo anno e mezzo, dal momento della sua approvazione, sono stati messi in campo dalla Giunta regionale e dall'attività del Consiglio regionale. Naturalmente ci sono degli aspetti che sono ancora controversi, sono degli aspetti che non sono stati definiti in modo puntuale, insomma, ci sono degli elementi anche di criticità. Non posso ricordare la situazione di difficoltà e di trasformazione delle APT, soprattutto nella provincia di Venezia. Credo che qua ci siano anche dei lavoratori che vedono il loro futuro sicuramente in chiave non di certezza, di grande insicurezza. Ci sono ancora degli elementi che vanno valutati attentamente sullo scenario legato alle varie tipologie di turismo che dobbiamo mettere in campo, che sono già in campo e che dobbiamo valorizzare. Con le delibere che sono state fatte sulla classificazione degli alberghi, dei campeggi, restano comunque delle aree che vanno dal mio punto di vista chiarite e rafforzate in maniera più puntuale. Credo che l'incontro di oggi, pur nello scenario generale della discussione, ecco, abbia il compito anche di spronare, dare degli input. Per questo chi interverrà dopo i relatori credo abbia il compito anche di sollecitare, di pungolare e di
permettere al Consiglio regionale in questo scorcio di legislatura, noi stiamo andando alla chiusura della tornata legislativa, mancano pochi mesi ormai al voto, però questi 2 o 3 mesi che abbiamo a disposizione, prima che sostanzialmente l'attività del Consiglio regionale si assopisca, ecco, se ci sono questioni da mettere in campo, da risolvere, da spronare, insomma, da portare come risultato di un lavoro, direi, positivo che abbiamo messo in campo, credo che questo debba essere fatto. Naturalmente, prima dicevo, sono avvenute cose all'interno della realtà del Consiglio regionale, ma nel frattempo abbiamo avuto l'approvazione, è stata presentata dal Ministro Franceschini anche una proposta, un decreto legge, l'83, che riguarda il tema della tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, quindi c'è un interessamento anche su scala nazionale. Questo rafforza un po' l'idea che abbiamo che bisogna, per presentare le potenzialità del turismo, soprattutto visto che siamo in chiave veneta oggi, le potenzialità della nostra regione, bisogna agire su tutti i tasti del piano e sicuramente anche la cultura, il patrimonio culturale, i centri storici, l'enogastronomia, ecco, abbiamo una serie di potenzialità che vanno aggiunte, che vanno integrate, potenziano quello che è invece l'asset o gli asset tradizionali della nostra offerta, gli arenili, le spiagge, la montagna, l'ago, le terme. Tra l'altro nella proposta che abbiamo fatto abbiamo tentato di mettere assieme tutte le realtà della nostra regione, credo non ce ne sia una che abbia le potenzialità del nostro territorio. In pochi chilometri siamo in grado di passare dalla bellezza straordinaria, anche se fragile, della città di Venezia, con le grandi città culturali, con la montagna, le spiagge, il delta, abbiamo i laghi, i fiumi, insomma abbiamo potenzialità sicuramente di primo piano. Quindi a livello nazionale un'attenzione da parte del Ministro Franceschini sui temi della cultura, aggregati ai temi del turismo. Nel contempo c'è stata anche l'approvazione, dobbiamo dirlo, il primo voto fatto al Senato, in cui si modifica anche il titolo quinto della Costituzione, sugli articoli 116 e 117, dove si definiscono, naturalmente siamo in un iter che è partito, vedremo alla fine di questa grande riforma costituzionale cosa resterà, e in modo particolare nel rapporto tra regioni e Stato centrale, però indubbiamente si pone l'esigenza di capire meglio e capire il ruolo dello Stato quando parliamo di beni culturali e di turismo e quali sono le competenze che resteranno in capo e che dovranno essere governate su questo fronte dalla nostra regione. Chiudendo questa mia breve introduzione, quindi per dire quanto il gruppo del Partito Democratico ci tenga a discutere e a parlare di turismo come elemento primario, ecco, della nostra azione, abbiamo invitato oggi personalità importanti, istituzionali e di dirigenza della nostra regione a livello nazionale. Voglio anche però ringraziare, oltre al pubblico, i cittadini chioggioti, gli operatori di Chioggia, Sottomarina, Isola Verde che ho visto presenti, ringraziare anche i rappresentanti delle categorie regionali. Ringraziamo doppiamente, hanno deciso di passare questo pomeriggio qua a Chioggia Sottomarina, però c'è un accompagnamento, direi, costante, a volte anche dialettico, qualche volta può essere anche conflittuale, ma sempre improntato al tentativo di rispondere alle situazioni di emergenza che vivono le nostre aziende e accettare la sfida del futuro. Anche in questi giorni, la settimana scorsa, abbiamo fatto la prima iniziativa con il sottosegretario Baretta, abbiamo incontrato gli operatori degli arenili, preoccupati rispetto alle incertezze che esistono in questo comparto sulle norme comunitarie, i limiti che vengono posti sui rinnovi delle concessioni, l'incertezza
sulla voglia di investire anche in questo comparto. Naturalmente anche questa è una tematica che può essere benissimo ripresa e sviluppata anche dall'incontro di oggi. Quindi ringrazio tutti i rappresentanti, non li cito uno a uno per evitare di dimenticare qualcuno e quindi fare brutta figura, però avranno modo sicuramente poi di presentarsi, intervenire e portare il loro contributo. Bene, chi parlerà oggi? Chi interverrà? Ci sarà il saluto di Maurizio Salvagno, neoassessore al turismo del Comune di Chioggia e vice sindaco. Dopo di Maurizio ci sarà la presenza importante del nostro segretario regionale Roger Demenec, segretario regionale del Partito Democratico del Veneto, nonché parlamentare della nostra regione, molto presente sui dibattiti e anche sulle necessità che ha il nostro territorio. Poi interverrà, invertiamo, Paolo Rosso, direttore del Dipartimento Turismo Regione Veneto. Lo devo anche ringraziare per non solo per la professionalità, ma anche per la cortesia e la disponibilità che ci mette sempre nel tentare di risolvere i problemi che poniamo, che sono sul tappeto e che non sono sempre di facile soluzione. Poi interverrà Roberto Fasoli, collega mio di gruppo, consigliere regionale. Lui opera nella provincia di Verona, però devo dire che Roberto, come tutti gli altri colleghi che sono presenti qui in sala, quando si tratta di lavorare in maniera unitaria e far sintesi su alcuni temi, credo che abbia dato il massimo della disponibilità e l'abbiamo colta sui contributi e gli spunti che ha messo in campo. Le conclusioni verranno fatte dopo i vostri interventi da Stefano Cecci, che è consigliere del ministro Franceschini, Turismo e Cultura, quindi che porterà anche, che sta arrivando, è arrivato mi dicono, viene da Rimini, porterà un contributo per inquadrare le questioni a livello nazionale, gli impegni che si stanno prendendo il governo, quindi partiamo dal territorio, partiamo da una realtà turistica, parliamo di regione e poi ci confrontiamo anche con uno scenario sicuramente molto importante. So che in sala, chiudo, c'è la presenza anche di rappresentanti del mondo degli affittacamere, che è sicuramente uno dei punti di difficoltà, di incertezza che il mondo ha vissuto. Come vedete, prima qualcuno mi diceva, ma no, se parlate di affittacamere resto qua, se no vado via. Gli ho detto, guarda che parlare di turismo vuol dire parlare anche del futuro della tua piccola azienda. Certamente dobbiamo affrontare gli aspetti particolari, però se non gira il settore in termini complessivi, se non portiamo più turisti italiani e stranieri nella nostra località, c'è meno spazio per gli albergatori, per i campeggi, per le attività nautiche, per le darsene e anche per gli affittacamere. Quindi credo che spendere con noi un pomeriggio per riflettere e tentare anche di dare una risposta positiva su questo tema sia sicuramente un elemento molto importante. Chiudo ringraziando il mio partito qua a Chioggia, che in una fase di rinnovamento e di impegno ha contribuito a un lavoro di informazione, di organizzazione anche dell'evento, i colleghi consiglieri comunali di Chioggia che ho visto che sono presenti, gli amministratori. Credo che sia una buona occasione per riflettere fra di noi e magari uscire oltre a un livello di informazione, anche con uscire degli spunti e delle proposte e delle ricette che sicuramente il Consiglio regionale e la Giunta regionale può mettere in campo. Grazie e buon lavoro.